Buonasera a tutti, visto TV, i tenori di oggi di 20 battolo, su mese dei capitani, lo messa e 20 kimbe. Abbiamo tornato dall'appuntamento di Manzano, dai Nocche, dai Via Salvemini, dai Vizi, dai Sabarbaggia dei Vizi, dai Sardigna, Vizi TV, trasmettiti pochie alta agradescete insomma per ascoltare Zitte Novas de Donzedie e damos le cose che riguardano in particolare Saida, però e damos pure la Sardegna e non solo ma pure della politica internazionale, non fa questo tutto insomma, cioè naturalmente tutto quello che si può fare che in una mezz'ora circa. Bene, cominciamo diretto a dare una baitata, ok, e ti succede, noi la baitiamo dai Nocche, dai Via Salvemini, dai Nocche e diamo sul stesso mondo, insomma, ecco, cioè, quindi su chi sta in turno e su chi sta in turno è questa bellezza di questa Ida, che in questo bellucchero, che in questa nube, che pare in quasi una mano, che il vocale spordi, che dai, dai Palaniedas ed este con questa Saida quasi in protezione del Saida. Bene, ecco qua, una figura un po' che deve posare a corso, chiedete in fondo due spalle eoliche, una e due, se no che, ma non sono solo il demonio, so, cioè si deve evitare che alcuna di queste due si potesse evitare di sicuro, però liberare un po' sul paesaggio. Bene, andiamo da innanzi, vediamo che non era sul Salavallo, il Salavallo non era stato spalazzato fino a una, poi è cominciato un po' a cuculare, ma non metta insomma in parte. Abbiamo un'escursione termica dai 21 gradi a 2 gradi, 21 massimo e 2 gradi minimo. Crasa, io abbiamo 21 gradi al massimo, 2 gradi al minimo, che oggi è tutto, insomma, però Crasa si presenta, calcolato già si incomincia a salire, ma Vinasoi, comunque stanno che la si spingenne verso mare. Non deve mostrare bene Rabba verso Rauna, ma che sovente perché probabilità è quindi da essere meta difficile se non scarichi tutti uguali en passant come intesinata. Bene, entriamo in Sanremo del stesso miracolo, eravamo solo sul programma religioso, oggi è il dia 20 Batto, la giornata della vita, ore 17 Santa Messa e preghiera della novena, consacrazione dei bambini alla Madonna, benedizione dei bambini, specialmente quelli nati e battezzati nel 2024-2025, benedizione delle mamme in attesa di un figlio o figlia. Poi Giovente Kimbe, Crasa, abbiamo giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. Su 26 che Napoli, giornata di preghiera per gli ammalati e gli anziani, ore 17 Santa Messa con il rito della unzione degli infermi. È molto probabile che questa di messa la demos in diretta in BC TV, potete che anche in foras, e così via, insomma, ecco chi la chiedete zicchire. Bene. Andiamo da innanzi, se fai damo adesso appuntamento, andiamo civile, laico, in piazza Sproni, dove che bisogna i ricchi e poveri. Sono due che sono restati, dei ricchi e poveri, e comunque bravo, insomma, stessi andiamo ad ascoltare. Poi vamos invece su 30, dopo la Pratessone, Solenne, che sono il gruppo del Bono, del Visti, Bono, Galtellì, Gonnesa, Nuvolo, Osilo, Sorgono, Villa Urbana, poi Bestia della serata folcloristica, folk, e noi bisogno sul gruppo dei Garteddi, dei Gonnesa, dei Nuvolo, Osilo, Villa Urbana, Mamoiada, concordo di Mamoiada, Santu, allora, Bolottola, Bizzi, eccetera, eccetera, e poi sul gruppo di Ballare Vocis, che non mantenete ballare in piazza e sul piazzale
su miracolo. Bene, andiamo da innanzi al gallo a un posto della fotografia da chiamato inviato Alessino e del giusto di dare merita su merito Alessio Bandino, beste chi è dessa funzione, cioè se praticamente este così seri, ne fa che tu una missione. Alessio Bandino, unicopia, forma famiglia da compassione, buonos intento e con suo fatto suo gentile e gioioso, da buonos principios a suo risposero, pro sa vita in pare che andesi colare. Un buono facchere, augurioso, decoro, Alessi. Basta un punto che non ti piace. Vabbè. Andiamo a vedere i tabati sul giornale oggi. Ecco qua. Sappiamo una questione dopo questa selezione del secondo livello che bisogna passare provinciale, se non mi pescagnato per Ciccolini e Uda, questo Nicodemo Accumele, e no, che non bisogna però adesso Sogliastra, una provincia a metà, la borsa resta a Nuoro. Lunedì pomeriggio si voterà per eleggere i nuovi amministratori della provincia dell'Ogliastra, i primi dopo la resurrezione dell'ente che l'ha tornata in vita una provincia di 50.000 abitanti, potete scrivere manco una ida, che però continuerà a restare legata in qualche modo al cordone ombelicale della provincia di Nuoro. C'è una procedura per la quale recidere in questa fase la storica unione è vietato, cioè sono due province diverse, una è una provincia regionale, Sogliastra è una provincia statale, quindi non è su matessi livello provinciale, insomma, ecco, poi certe scuole sono di competenza dei Nuoro oppure Seminogliasta. Questione di tempistiche, ci sono in ballo 10,6 milioni di euro per la manutenzione delle strade, ci sono scadenze strettissime, non è ipotizzabile di ottenere dal Ministero dei Trasporti in tempo utile un atto formale di formale ripartizione delle risorse tra le due nuove province e dunque si rende necessaria una gestione congiunta del finanziamento, recita lo schema di accordo stipulato tra la provincia di Nuoro e quella dell'Ogliastra. Per il quadriennio 2025-2029 i due enti hanno trovato l'accordo per la ripartizione delle risorse in 74,1%, vale a dire in milioni di euro alla provincia di Nuoro e il 25,9% all'Ogliastra, anzi le stoccato vinastroppo. Le stoccato per ciascun intervento relativo al territorio dell'Ogliastra, Nuoro provvederà a nominare il responsabile unico del progetto, nella persona del funzionario della provincia dell'Ogliastra. Va bene, va bene. Andiamo a vedere poi i debatti in numero. Oggi io mi aspettavo che bisogna stato qualche articolo su di questa bella convocazione del Consiglio Comunale di Nuoro però a dare questa mozione pro Palestina e invece Mazzapo questione di bassa macelleria, insomma. Scoppia il caso Cabula, Cabula Corda scrive, Corda scrive alla Corte dei Conti. Pensionato e non eletto può fare l'assessore solamente a titolo gratuito, cioè, quindi questo funzionario conosce questa legge, Cabula è questo che sta a destra, questo è un pacco pulanziano, insomma, in realtà chi non si poteva fare questa cosa, chi Cabula è vero poteva essere l'assessore, ma solo lui accettasse incarico a titolo gratuito, invece Pica sta battomista è 900 euro a su mese, o 300 forse. Battomista è 900 e 12 euro su mese, il che non è spacco, insomma, a che parte sinistra futura, a che parte Cabula insomma, noi se state elette è stato in qualche maniera recuperato assessorato, mi pare che siete alla cultura, una cosa del genere. Vabbè. Nuoro, sempre la fuga di Radovano dal carcere richieste 12 condanne. Il PM Daniela Tronci ha sollecitato pene da 7 anni a 8 mesi. Il boss del Gargano era evaso nel febbraio 2023 da Baldaccarno, praticamente una serie di complicità in cui viene assente nostra, insomma, cioè,
e comunque non è posto che lo usò Mantovane, ma posso fatto chi a Saine pare che va proprio galera, però su chi l'ha tagliato, chi non può, chi in effetti esiste Invertu. 1 anno e 8 mesi per Marco Raduano, 1 anno e 8 mesi, il boss della Sacra Corona Unita che nel febbraio 2023 evase dal carcere nuorese di Baldacarlo. 5 anni per Salvatore Deledda, agente della polizia penitenziaria di Siniscola in servizio nel carcere nuorese accusato di corruzione aggravata. E altra scundennera che hanno per altri 10 imputati, 6 anni, 7 anni, eccetera, eccetera, insomma, e a chiude a su questo inverto 1 anno e 8 mesi. Decadenza Tode, la resa dei conti, il futuro nelle mani della consulta, cioè l'iscritta di chi la Regione ha fatto ricorso per attribuzione di competenze su questa questione della decadenza Tode, rivendicare le competenze della sua Regione invece che assistata, insomma, nonostante la legge elettorale sia una legge statale. Bene, da IOIE mi pare che la Corte Costituzionale discute oggi i ricorsi, sentenza attesa per venerdì. Il futuro della legislatura regionale si gioca tutta in 3 giorni e la partita decisiva si disputa a Roma, nelle aule della Corte Costituzionale. È prevista infatti per oggi l'udienza per i 2 ricorsi presentati alla Regione sulla vicenda della decadenza della Presidente Alessandra Tode. La Consulta ha unificato i 2 distinti procedimenti avviati. Il primo, depositato a marzo e diretto contro l'ordinanza e ingiunzione del Collegio regionale di garanzia presso la Corte d'Appello e contesta la competenza del collegio stesso, organo statale, nel determinare la decadenza della governatrice. Questo lo perde di sicuro, va bene. Nel secondo, presentato a giugno, impugna invece la sentenza del Tribunale Civile di Cagliari che aveva respinto il ricorso della Regione contro quella stessa ordinanza. L'unica certezza è che, in caso di accoglimento del ricorso della Regione, sulla vicenda si metterebbe la parola fine. Ma è difficile che questo succeda, comunque l'inadempienza adesso. Nel caso invece il ricorso venisse rigettato, si andrà avanti con il secondo grado di giudizio, e dunque una plebo giuridica, no? E dunque con l'appello alla sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, che si discuterà a novembre. In questo caso i tempi per conoscere il destino dell'attuale consigliatura si allungherebbero e non di poco. E vabbè, insomma, bata maniera può andare innanzi, pure se ne è decaduta. Vabbè. Allora, io che abbiamo una nuova, che pare da poco conto, ma non lo è. Questa via è una nuova Denizzi, del giusta, secondo me, Nizzi così proteggiamo l'ambiente, ombrelloni havaiani vietati per contrastare l'inquinamento. Allora, questo ombrellone havaiano, questo schipalende passa, che passa per nenne, de raffia pare, le mano de raffia non sono di plastica. E questa raffia per nenne, già che sta cantando, si sparghetti in tutto, insomma. Vietato di pararsi da sole sotto gli ombrelloni stile havaiano, lo ha disposto il sindaco Settimo Nizzi con un'ordinanza firmata ieri per tutelare l'ambiente. Il provvedimento per contrastare l'inquinamento delle microplastiche e proteggere l'ecosistema marino vieta il posizionamento e l'utilizzo degli ombrelloni di raffa sintetica, poliamide e derivati della viscosa negli stabilimenti balneari di Olbia. Gli ombrelloni di raffia sintetica apparentemente innocui si rivelano un pericolo silenzioso per le nostre spiagge. I filamenti che rilasciano si mescolano alla sabbia e alla vegetazione causando danni irreversibili. Come mentanisti dobbiamo proteggere il patrimonio naturale non solo per chi vive ad Olbia ma anche per le future generazioni e per i tanti visitatori che scelgono il nostro territorio per la sua bellezza. Invitiamo gli operatori balneari a sostituire gli ombrelloni stile havaiano con soluzioni ecocompatibili. Olbia deve essere modello di sostenibilità e rispetto per l'ambiente. Questa villa approvamos, Annissi.
Guardate bene, quindi l'apparenza ingannata, accanto a noi venne questo ombrellone, l'hanno passato chi de raffia, a vero, ma de raffiano in praticamente de plastica, che poi si è catacantedo, si cusso, si spartinata e si derrama tinto tue. Economia, citiamo pure il giornale Scomunione Sarda, innovazione, imprese sarde in cova, meno di un terzo delle aziende ha investito in tecnologie e formazioni digitali. Questo non dispiace metta veramente. Appello di Coppagri al commissario UE Fitto, Fitto è il commissario del parte italiana di Unione Europea, una PAC più equa per l'isola. PE, l'associazione di agricoltori hanno ricevuto 30 milioni in meno rispetto al passato. No, per l'associazione, abbiamo mancato una R, per l'associazione, e cioè praticamente Copagri, Sardegna, hanno ricevuto 30 milioni in meno. Copagri Sardegna ha sottoposto al commissario europeo per le politiche regionali Raffaele Fitto una serie di questioni di particolare interesse per l'isola, spiega l'associazione, che per la loro natura necessitano di essere affrontate e risolte a livello comunitario, con il coinvolgimento del Parlamento e della Commissione europea. Dermatite ristori al via dalla prossima settimana. L'assessore all'agricoltura in commissione narrata: stiamo uscendo dall'emergenza. Meno male. Noi abbiamo chiesto che venisse rispettato il diritto della minoranza di essere convocati per decidere gli ordini del giorno, ma questo non è mai successo. Inoltre il parlamentino, vabbè, questa è una polemica semplicemente politica, chi non si interessa. Pacu, incentivi per le auto elettriche. Dal 15 ottobre sarà attiva la piattaforma online per accedere agli incentivi messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'acquisto di una vettura elettrica in sostituzione di una a motore termico. Le misure sono state definite dal decreto 8 agosto 2025 nell'ambito della eccetera eccetera, è basta 597 milioni di euro. Andiamo da innanzi, diamo il preciso, è un articolo da Cubedo, Salvatore Cubedo, intitolato C'è bisogno di sardismo. Cubedo è stato un intellettuale del suo partito sardo d'azione, che ha scritto tanto un libro, insomma, mi ha che piacere nelle scalchiriga, non senza solennità e ambizione. Il nostro Consiglio regionale ha avviato la riforma della Regione, intesa innanzitutto come riforma di se stesso. Sarebbe certo positivo, quasi autocritico, una volta che si arrivasse al cuore del problema. Il rapporto delle istituzioni sarde con i cittadini, verificabile nell'assenteismo elettorale e nella totale disarticolazione dei partiti nei territori, perché concentrati nella sola gestione delle risorse istituzionali, della cui distribuzione si alimenta e incentiva l'organizzazione dei comitati. Vabbè, non mi gira questa cosa. Allora, l'elettorato morale è verificabile il rapporto delle istituzioni sarde con i cittadini, verificabile nell'assenteismo elettorale e nella totale disarticolazione dei partiti nei territori. Allora, tale cultura politica sembra ormai unificare e non distinguere le opposte parti consiliari, una volta che i quadri intermedi venissero trasformati in clientes che scambiano voti con incentivi materiali. E questo è ciò che sta succedendo. Ma tutto questo non può durare, anche se l'alto tasso di assenteismo serve proprio a questo modo di governare. Insomma, difficile come impostazione.
Devo governare. Tant'è, il tema perde di attenzione già dalla giornata successiva alle elezioni. Al contrario, l'attività dei militanti di base si dispiegherebbe positivamente in presenza di incentivi collettivi e ideali, che più e più di ideologici, riuniti in organizzazioni dove venisse rafforzata l'identificazione dei progetti storici espressi dal rapporto popolo e nella conseguente solidarietà organizzativa. Complesso, non si poteva leggere. Vabbè, siamo sperde. Vedo, mi pare che scritta o in maniera pure leggibile. Va bene. Decadenza di Todde, da oggi il caso all'esame della Corte Costituzionale, questa è Unione Sarda, già l'articolo l'abbiamo lesso, essa Nuova Sardegna. Prima udienza sul ricorso della Giunta contro l'ordinanza del collegio elettorale. Relli, ultimo anno in Sardegna, fottuti. A Roma dal 2027, potete scrivere. L'edizione 2026 chiuderà l'esperienza nell'isola. Scontro Fratelli d'Italia M5 Stelle. Inoltre praticamente Todde è stata de bada, è stata. Rally mondiale resta in Sardegna, anzi va via. Le due verità sulla più importante manifestazione motoristica nell'isola sono contese tra le due sponde del Tirreno. Prima il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deida, che esulta confermando che dopo mesi di incertezza e attesa arriva finalmente l'ufficialità che tutti speravano: il rally mondiale rimane in Sardegna, la sua casa naturale. Peccato che la buona notizia sia a scadenza ravvicinata, visto che ha dalla capitale l'assessore comunale ai grandi eventi e sport Alessandro Onorato precisano che dal 2027 la tappa italiana del mondiale rally si trasferirà a Roma per 4 anni. Una mezza beffa per l'isola, considerato che all'ombra del Colosseo hanno già fatto i conti, con un impatto economico stimato di oltre 100 milioni di euro ogni anno, dice soddisfatto Onorato. Eppure l'onorevole Deida aveva promesso: non abbassiamo la guardia e siamo tutti coinvolti per riuscire a tenere la gara mondiale in Sardegna anche per i prossimi anni. Ma si sono tutto ubbidini a sono partita che finta, accidente, non me ne posso, che ne narra nulla, non me ne posso stare. Oh, yeah, yeah. E non che vediamo questa sentenza a Grillo, non è una sentenza del Paco Conto, cioè creato un precedente. Le reazioni dopo il processo di Tempio: se lei non dice sì è uno stupro. Sentenza importante. La legge sul consenso, la legge sul consenso alla Camera, libero, consapevole ed esplicito. Cioè sul consenso dovete essere libero, consapevole ed esplicito. Hanno passato la serata insieme al billionaire nel taxi che li portava a casa. L'atmosfera era divertente, frizzante, come una notte d'estate di un gruppo di ventenni in Costa Smeralda. E sì, le due ragazze hanno accettato l'invito a continuare la serata a casa di quei quattro tipi che sembravano così simpatici. Tre fatti che non fanno un consenso. È il principio, è il principio, in attesa delle motivazioni e di quanto accadrà nei prossimi gradi di giudizio, che si intuisce dietro la sentenza emessa dai giudici del tribunale, cioè il fatto che bisogna a spiegare a domo del Grillo non è un consenso, che hanno condannato Ciro eccetera eccetera per violenza e 4 anni e 6 mesi, eccetera, eccetera. La legge, Valeria Valente, senatrice PD, componente della bicamerale femminicidio, è prima firmataria di uno dei due disegni di legge sul consenso, il cui iter è in corso alla Camera, dove è iniziato l'esame, e al Senato siamo al primo grado di giudizio, ma è un pronunciamento importante perché conferma che senza il consenso libero, consapevole e esplicito e continuato della donna non siamo di fronte ad un rapporto sessuale, ma ad uno stupro, come stabilisce la Convenzione di Istanbul. E il commento sulla sentenza: sarebbe importante che l'Italia si dotasse di una legge sul consenso,
perché aiuterebbe le donne a difendersi dalla violenza sessuale nelle aule giudiziarie. Un adeguamento anche all'evolversi delle forme di violenza. Ricordiamo bene il se l'è cercata perché indossava una minigonna o un jeans stretto. Oggi si è aggiunto un diverso concetto del cercarsela. Se l'è cercata perché ha bevuto e perché ha assunto sostanze. Sono atteggiamenti giudicanti che colpevolizzano la donna e normalizzano la violenza. Compiere atti sessuali con chi ha bevuto non è un attenuante, ma è un aggravante. E qualsiasi atto sessuale senza il consenso esplicito è uno stupro. Questo deve essere sancito per legge. E intanto durante l'avvocato dimostreremo l'innocenza. Certo, non tocca di approfittare del fatto che una piscina non siete su condizione di si poter controllare e decidere di essa. Siamo affranti ma determinati, la battaglia non è finita, andremo avanti fino a quando sarà accertato che non c'è stato nessuno stupro. Il caso Grillo non è chiuso. Il giorno dopo la sentenza dei giudici di Tempio a Genova la tensione è alle stelle e per una decisione che ha colto in sorpresa tutti, ma i 4 ragazzi condannati dicono già di non volersi arrendere. Dalla famiglia di Ciro Grillo arrivano segnali precisi, parla solo l'avvocato Enrico Grillo, difensore del ragazzo. Siamo molto delusi, riteniamo che la sentenza sia assolutamente incompatibile con quanto è emerso dal processo. Continueremo a gridare con forza la nostra innocenza, andremo avanti finché qualcuno non ci ascolterà. Ora non possiamo far altro che aspettare le motivazioni. Enrico Grillo è il nipote di Beppe Grillo, padre di Ciro. Il penalista ha deciso la strategia processuale insieme al collega Andrea Vernazza. Va bene, va bene. Benissimo, andiamo da innanzi, parliamo di politica, no, questo è l'esempio delle Sardegna, una bella cosa, arriva la Bully Booster, l'innovazione sarda contro il cyberbullismo. L'applicazione è stata messa a punto da Unica, Università di Cagliari, quindi, e da altre 3 università. Importante questa cosa, bella. La tecnologia può essere immersiva, quasi sempre innovativa, migliorativa migliorativa dei processi, stupefacente e anche difensiva, nel senso che aiuta a difenderci da fenomeni che creano disagio e malessere nella società. Venerdì alla vetrina di Pirri a Cagliari, la notte dei ricercatori, sarà il momento per mettere in campo e mostrare gli sviluppi dell'innovazione e della tecnologia che l'Università di Cagliari sta realizzando nel mondo della ricerca, e tra questi ci sono anche progetti che hanno importanti ricadute sul fronte sociale. Uno di questi è senza dubbio Bully Booster, il progetto dell'Università di Cagliari come capofila, insieme a Napoli, Bari e Foggia, ha realizzato portando a compimento un'attività avviata con un finanziamento di 1,4 milioni di euro arrivati dal Ministero dell'Università. Come funziona? Può apparire strano, ma il bullismo non si combatte soltanto con le denunce e le segnalazioni o la psicologia, anche la tecnologia aiuta, anzi risolve, e lo fa con qualcosa che oggi è diventato di uso quotidiano, le app, l'applicazione. Lo strumento che abbiamo messo a punto, racconta Gianluca Marciali, docente di visione computerizzata e tecnologica biometrica nelle facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari, è un'applicazione da far funzionare sia sul computer che sullo smartphone. Il prototipo è stato testato su Telegram, ma può essere utilizzato anche sulle altre piattaforme. In sostanza si muove come un antivirus, ma ciò che capta sono i comportamenti che possono rientrare nel bullismo o nel cyberbullismo. Venerdì i ragazzi, anche i genitori, gli addetti del settore, potranno visualizzare la demo e testare il prodotto.
realizzato anche con il contributo e il sostegno del centro di ricerca interuniversitario Bully Booster, che opera con numerosi possibili interlocutori. L'app individua sia quelle che oggi vengono definite deepfake, cioè AULER, ossia informazioni o immagini video fuorvianti, create anche con l'uso dell'intelligenza artificiale, ma permette poi di individuare i comportamenti che nascondono atteggiamenti da bulli, sia nelle chat che anche nella vita non virtuale. Come possibile? Intanto, con l'uso di intelligenza artificiale e sistemi biometrici, abbiamo messo a punto questa app che invia degli alert, spiega ancora il docente, una scrittura troppo veloce oppure errori continui e ripetuti possono mettere in luce una situazione di stress e di aggressività che viene rilevata. Aggiunge, e con il supporto di telecamere che non attuano sistemi di videosorveglianza ma solo segnalazioni, è possibile rilevare una spinta o un accerchiamento, insomma, atteggiamenti tipici del bullismo, conclude Marcialis. Tutto questo permette di creare uno strumento di supporto ai professionisti che si occupano di questi fenomeni e prevenire atti di ciberbullismo che sono frequenti tra i giovani, ma spesso anche tra genitori o tra genitori e ragazzi. Tanto che sì, che di recente è stata costituita una piattaforma per mettere insieme i dati raccolti a livello territoriale. Presentiamo spesso la nostra app nelle scuole ed è l'occasione per somministrare ai ragazzi un questionario anonimo e rispettoso della privacy che permette di raccogliere centinaia di informazioni da utilizzare poi per affrontare lo strumento creato, affinare lo strumento creato, al quale lavorano decine di ricercatori e colleghi in modo interdisciplinare, eccetera, eccetera. Va bene, una bella cosa, vero, questa. Volamos sull'ultima pagina di politica internazionale, l'ONU inutile, Europa imbarazzante, cioè Trump ha fatto pochi, manta 15 minuti, che invece ne concede solo binni, che sono, ha fatto proprio a vanvera, cioè ha fatto di tutto e in tutto è stata spruzzato un pacco di demenza totale, demenza, non è manco demenza, è proprio che la pessa gai. New York incontra Zelensky e von der Leyen rispetto all'Ucraina, nato che l'Ucraina ha potuto vincere, che ha potuto tornare allo territorio, mentre prima è andato proprio sul contrario, insomma, non lo che gli leghe di questo qua. E vabbè, qualche parola la leghiamo, gli migranti, il petrolio, le politiche verdi. Dal palco dell'Assemblea Generale dell'ONU un Donald Trump agguerrito lancia stoccate alle inutili Nazioni Unite e a quell'Europa imbarazzante che acquista ancora greggio dalla Russia e che rischia di morire se non interverrà immediatamente sull'immigrazione e sulle idee energetiche suicide. In un discorso di quasi un'ora, solitamente il tempo a disposizione di ogni leader è di 15 minuti, il Tikkun ha lanciato un attacco diretto agli alleati e al globalismo, rappresentato dall'ONU, suggerendo ai leader mondiali di usare la sua ricetta maga per rendere i loro paesi di nuovo grandi potessi. Sono Galabilonare, scrive il bambino. E la Casa Bianca propone di abbattere gli aerei russi, Carnatugai, pure cosa nato. Droni sorvolano Oslo e Copenaghen, chiusi 2 aeroporti, e Trump risannato esibi con la sua aereo in volata che la terra e quindi a chi ti scoppiare la terza guerra mondiale. Chi sarà che devi attistutare? Bene, che in questo terminiamo, su Riteno Verrade hoy e nos damos appuntamento torna a casa sama tesora. Poniamo la musichetta, ecco qua. Nina Carai, salutati, buona giornata, grazie Nina. A proposito, in Bistri TV YouTube bisogna pubblicare sotto il filmato dove Corte d'Alberta. E poi in Bistri TV si può vedere in diretta sia in Facebook sia in YouTube. Quindi questa innovazione già da un mese circa.
Bene, stancamos e nos damos l'appuntamento a casa.